In un evento tenutosi domenica al binario 1 della stazione ferroviaria di Verona a Porta Nuova, la vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti ha presentato il bilancio positivo del servizio Tutto Bici di Trenitalia. Il servizio, avviato un anno fa, si propone di incentivare il cicloturismo e la mobilità sostenibile nella regione. Con 6.240 posti bici disponibili ogni giorno in Veneto, pari a un quarto dell'offerta totale di Trenitalia, e 896 posti bici solo sulla linea Bologna, Verona, Trento, Bolzano, Brennero, il servizio Tutto Bici si è rivelato un'iniziativa efficace per promuovere il cicloturismo e la mobilità green e intermodale. I ciclisti possono salire sul treno con la propria bicicletta e raggiungere una delle stazioni vicine ai percorsi ciclopedonali che collegano l'Emilia-Romagna e il Veneto al Trentino-Alto Adige, come la Ciclovia del Sole, ha dichiarato De Berti. La vicepresidente ha evidenziato un aumento del 45% nelle vendite dei supplementi bici dall'inizio dell'iniziativa, sottolineando come il 95% della flotta di Trenitalia sia ormai bike friendly. Questo servizio, sempre più richiesto dagli amanti delle due ruote, permette di esplorare le bellezze paesaggistiche e culturali del Veneto, promuovendo al contempo il benessere fisico e la tutela dell'ambiente. Durante l'evento erano presenti anche Ivan Agazio, direttore della Direzione Regionale del Veneto di Trenitalia, Tommaso Ferrari, assessore alla mobilità del Comune di Verona, e Corrado Marastoni di FIAB Verona. Dall'avvio dei nuovi treni Tutto Bici sono stati 8.000 viaggiatori al giorno nell'estate 2023, con punte fino a 9.000 nel weekend. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.